Salgono a 110 casi di persone positive al Covid-19 secondo i dati ufficiali forniti dall'ASP di Agrigento e fermi alla giornata di domenica di Pasqua. Il capoluogo di città, Agrigento, vede aumentare di un caso i contagi, salendo così a 12. Anche la città di Campobello di Licata registra un caso in più, portandosi a 6 unità. Quindi la città di Menfi fa un balzo in avanti con 2 contaminati in più, per un totale di 12 persone. Un altro contaminato è a Porto Empedocle, salendo così a 6, mentre Sciacca risulta essere sempre il comune leader per contagi, con un nuovo caso, andando così a ben 23 infetti. Fortunatamente a Lampedusa sono risultati negativi i test dei tamponi effettuati, ben 27, che sono stati in contatto con il ragazzo di 15 anni egiziano risultato positivo al tampone, che ha transitato poi da Porto Empedocle verso Pozzallo. I ricoverati negli altri ospedali della Sicilia vedono 5 unità al Sant'Elia di Caltanissetta, 2 a Partinico, 1 ciascuno a Caltagirone, Enna, Marsala e Messina, per un totale di 11 unità, mentre i soggetti posti in quarantena sono 77, quelli guariti salgono a 9, quelli deceduti a 10. Da numeri invece che ci arrivano dalla regione siciliana, Agrigento vede attestarsi a ben 125 persone contagiate dal Covid-19, 15 in più rispetto a quelli fornitici dall'ASP di Agrigento. La città in testa per contagi resta sempre Catania con 582 casi, la seconda è Messina con 357, la terza è Palermo con 321, Enna con 290, poi Caltanissetta con 113 e supera la città di Trapani che si attesta a 110 casi, Siracusa con 90 e sempre ultima Ragusa con 58 persone. In totale i casi positivi in Sicilia si attestano a 2050 e di cui 237 quelli guariti. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 37.311 in più rispetto all'ultima comunicazione di 1.213. Questi risultati positivi, 2.458, 42 persone in più, mentre degli attuali contagiati, 2.050 persone, ne risultano 605 ricoverati, di cui 51 in terapia intensiva, 1.445 in isolamento domiciliare, con più 20 casi in più.